altro brutale pestaggio, ancora una volta a Mestre e nuovamente con giovani protagonisti. È successo sabato sera in via Poerio, a pochi passi dall'M9 verso le 23. Vittime 2 giovani stranieri, un pakistano di 25 anni e un afgano di 26, finiti all'ospedale con contusioni e fratture. Questo è il punto in cui è avvenuta l'aggressione. I due agivano mentre una terza persona, da quello che si vede nel video, una ragazza, stava qui sopra questa panchina a guardare, mentre qualcuno nel frattempo riprendeva la scena con un cellulare. Calci e pugni senza sosta, una violenza inaudita e veloce allo stesso tempo. Nel video si sente chi grida basta, basta, ma nessuno interviene. Poco dopo gli aggressori si allontanano, mentre nel frattempo arrivano gli agenti della polizia locale e 2 ambulanze partite dall'ospedale di Mestre in codice rosso e rientrate poi in codice giallo, con a bordo i 2 feriti, per loro una prognosi di 10 giorni. Sull'episodio sta indagando la polizia locale, sono stati acquisiti video e immagini per risalire ai responsabili e secondo una prima ricostruzione nessuno dei coinvolti sembrerebbe essere conosciuto. Non è chiaro cosa abbia scatenato la violenza dei picchiatori, se conoscessero le vittime o fosse accaduto qualcosa. Gli investigatori stanno anche cercando di capire se qualche profilo possa coincidere con qualche affiliato delle temute bande mestrine e veneziane che nei mesi scorsi avevano scatenato il panico in città.